Il viaggio itinerante del videogiornale oggi tappa al villaggio Mosè, frazione di Agrigento, insieme ai consiglieri comunali Gerlando Gibilaro e Gianluca Urso. Davide Saia. Il villaggio Mosè, popoloso quartiere a sud di Agrigento, denota diverse problematiche già ampiamente documentate. Tra queste la via dei Fiumi e la via Teatro Tenda, dove la carreggiata si presenta in più tratti dissestate e ancora in attesa dei lavori di recupero. Cantieri di ripristino dei quali ogni lunedì da un paio di mesi a questa parte si attende l'apertura, annunciata come un tormentone e poi puntualmente smentita. Ma tra le criticità è da attenzionare ciò che persiste in via Rosario di Salvo, traversa del viale Cannatello. Qui è possibile trovare una vera e propria fogna a cielo aperto, con tutti i problemi igienico-sanitari che ne conseguono a pochi passi dalle abitazioni. E di questa situazione ci parlano i consiglieri comunali Gianluca Urso e Gerlando Gibilaro. Le prime piogge, le prime gocce d'acqua che arrivano allagano letteralmente le vie principali, come la via Leonardo Sciascia di fronte nella parte centrale della stessa, nonché tutte le altre zone limitrofe. Come avete avuto modo di vedere, la via di Salvo diventa una fogna a cielo aperto nel vero senso della parola, dove i cittadini e gli utenti sono costretti ad utilizzare dei mezzi per non farsi allagare le case. Quindi occorre un intervento veramente diretto affinché questo problema debba essere subito ed immediatamente eliminato. Apprendiamo che la Giunta ha appena approvato e stracciato una somma di 200.000 euro per un pronto intervento per quanto riguarda i tombini e gli scoli d'acqua, ma questo non può essere nient'altro che un intervento palliativo, perché il problema è molto più grande e bisogna intervenire in maniera drastica su tutta la zona del villaggio Mosè. Questa situazione è presente in quella via ormai da parecchi anni, vari sono stati gli interventi sopralluoghi, gli interventi fatti da me e dalla seconda commissione, però a tutt'oggi non abbiamo avuto nessuna risposta. Voglio ricordare il Consiglio Comunale in merito a questa vicenda ha votato un atto di indirizzo da me presentato avente ad oggetto l'ampliamento del depuratore del villaggio Mosè con 2 moduli aggiuntivi di cui l'amministrazione non ha neanche tenuto conto. Per quanto riguarda la vicenda dei reflui fognari, degli allagamenti al villaggio Mosè, ormai la vostra emittente doverosamente ha testimoniato la situazione di assoluta incapacità dell'amministrazione di gestire questa emergenza. Ma al villaggio Mosè c'è stata più volte segnalata la situazione che persiste in via Vittorio De Sica e nelle vie limitrofe. La zona di recente costruzione manca di illuminazione e di altri servizi che possano garantire sicurezza e civiltà. E in merito è intervenuto Gerlando Gibilaro. I costruttori hanno pagato ingenti somme di denaro per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ma nessuna opera è stata realizzata. Quando parlo di opere di urbanizzazione primaria e secondaria mi riferisco all'illuminazione, alle strade, ai marciapiedi, al verde pubblico, a tutto quello che rientra nella categoria delle opere di urbanizzazione. Voglio anche ricordare che la seconda commissione su mia iniziativa ho svolto un lavoro accurato dove è emerso che dal 2006 ad oggi sono entrate nelle casse del Comune di Agrigento più di 12 milioni di euro. Ebbene, è giusto che i cittadini lo sappiano, il 75% di queste somme sono state destinate alla spesa corrente, il 25% alla manutenzione delle strade e alla manutenzione delle scuole. Che cosa sta a significare questo? Che l'amministrazione non ha destinato nemmeno un centesimo per poter effettuare anche l'impianto di un solo palo della luce, quindi i cittadini purtroppo devono rassegnarsi a seguito di questa scelta amministrativa dell'amministrazione Zambuto.